affettuoso. Pisco. Mi chiamo Ettore Gasparetto e sono il marito della proprietaria del giardino, semplicemente, e della casa. La casa è una casa del 1700 che è costruita su precedenti edifici e diciamo ci sono documenti che dicono che Galileo Galilei abbia abitato qua dal 1602 al 1610. Il giardino è stato come attualmente, viene dal 1820-30 e dicono, la tradizione familiare da sempre, che sia stato disegnato dagli Appelli, però non abbiamo documenti in argomento. Fino al 1820 il giardino era completamente diverso, dove siamo adesso era un luogo per carrozze, cavalli, cose di questo genere. Poi dalle due statue che ci sono c'erano a destra e a sinistra due orti e in mezzo c'era un giardino all'italiana con aiole, cose di questo genere qua. Poi nel 1820-30 invece tutto è stato rivoluzionato, dicono dagli Appelli, con l'attuale pianta, in cui c'è un giardino formale sulla parte anteriore dove siamo adesso, mentre dall'altra parte c'è un giardino, diciamo così, più all'inglese, diciamo con piante abbastanza selvatico, diciamo così, senza un ordine fisso. Galileo aveva fatto una pubblicazione in italiano su un dispositivo militare e un certo Capra l'aveva tradotta in latino senza citare Galileo, a nome Capra. Il nobile Cornaro, Lodio Cornaro è alle mie spalle, se n'era accorto, aveva chiamato Galileo. Galileo ha fatto un processo a Capra a Venezia e nella memoria di Galileo c'è scritto esattamente: essendo la mia casa contigua a quella del nobile Cornaro, sono passato direttamente. Abbiamo trovato questa porta, semplicemente. La porta, diciamo la buca l'ho scavata io, diciamo 10 anni fa, perché per cercare la soglia, quindi la soglia probabilmente era questi 30-40 centimetri più in basso di quello del giardino attuale. La grotta risale alla prima metà dell'Ottocento e usava, diciamo così, e ci hanno costruito su la testa di Nettuno o Poseidone secondo la tradizione greca, e la grotta naturalmente adesso io l'ho trasformata, l'ho fatta una piccola officina con ricordi, diciamo, miei,